Calcio, scommesse, gare alternate, ci sono 4 nomi nuovi, salgono così a più di 30 gli indagati nell'inchiesta aperta nel marzo scorso dal sostituto procuratore di Messina Francesco Massara, e tra le persone coinvolte ci sarebbe anche il tecnico dell'Acragas Lello di Napoli, ma tirato in ballo per la stagione 2015-2016 campionato di Lega Pro quando allenava il Messina. 4 le partite sospette e sono ore decisive, frenetiche in casa biancoazzurra per la possibile cessione del club. La fumata bianca potrebbe arrivare da un momento all'altro. L'azionista di maggioranza Marcello Giavarini ha dato la delega per definire l'operazione di vendita a Silvio Alessi. Gli interlocutori sono un gruppo di imprenditori del nord Italia rappresentato da alcuni procuratori. Dovremmo essere insomma ai titoli di coda, e intanto, in attesa che si arrivi ad un epilogo positivo della vicenda, scoppia il caso del pagamento salato delle bollette idriche per l'erogazione del prezioso liquido a beneficio dello stadio Esseneto. Il comune di Agrigento si dice pronto a chiudere i rubinetti se la società non dovesse onorare l'impegno. Sul fronte squisitamente tecnico, dopo l'allenamento mattutino, la comitiva è partita oggi in pullman per raggiungere Rende, dove svolgerà la prima parte del ritiro. Domani invece il gruppo si sposterà a Nola per la seconda e ultima parte del ritiro prepartita. Poi sabato la gara contro la Casertana.